Cresce l'attesa a Panama in vista dell'arrivo del Papa. Ai giovani italiani alloggiati nella diocesi di Chitré, la GMG prosegue lo spirito del sinodo fondato sull'ascolto e l'accompagnamento. Nel nuovo appalto dei rifiuti di Rapallo e Zoagli peggiorano le condizioni contrattuali per metà dei dipendenti. I sindacati annunciano azioni di protesta. Non siamo nella stessa situazione del 1938, ma la propaganda politica attuale presenta preoccupanti analogie, a dirlo Gad Lerner, intervenendo a Chiavari sugli 80 anni dalle leggi razziali. Lo straordinario del quotidiano, la messa nella seconda domenica del tempo ordinario, è andata in onda su Telepace dalla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, una comunità ricca di storia e tenace nella carità. È in arrivo la prima vera giornata d'inverno. Domani in Liguria è prevista neve sul ponente e nell'entroterra, allerta gialla in Val d'Aveto, fenomeni più deboli a levante, migliora giovedì, ma attenzione al vento forte. Ben ritrovati con la nostra informazione. Domani Papa Francesco arriverà a Panama per il primo abbraccio ai giovani di tutto il mondo radunati in occasione delle giornate mondiali della gioventù. Ore di attesa nelle varie diocesi che ospitano i ragazzi provenienti da diverse località. Gli italiani, tra cui un gruppo di liguri, si trovano a La Palma, dove è iniziato il cammino di preparazione all'incontro con il successore di Pietro. I ragazzi sono una parte attiva della Chiesa. La constatazione rimarcata nel recente Sinodo dei Vescovi sui giovani troverà una conferma alle giornate mondiali della gioventù di Panama, che per molti si sono già aperte. I pellegrini italiani, dopo essere approdati sull'istmo di terra che unisce le due Americhe, sono stati trasferiti in autobus nella diocesi di Chitré, parrocchia di San Bernardo, dove hanno incontrato i ragazzi al campo della Misericordia. L'incontro mondiale 2019 prosegue lo spirito che ha animato il Sinodo e fondato su due verbi: l'ascolto e l'accompagnamento. L'ascolto e l'accompagnamento. E io direi ascolto reciproco. Ecco, la Chiesa ascolta, o le diverse istanze della Chiesa ascoltano i giovani nelle loro aspirazioni, nei loro ideali, eccetera, e d'altra parte anche i giovani sono chiamati ad ascoltare la Chiesa, che nello stesso tempo li accompagna. Ascolto e accompagnamento che poi si riducono, io credo, nella proposta, ecco, fondamentale della Chiesa, che è quella di incontrare il Signore Gesù e di essere trasformati da Lui. I ragazzi hanno trascorso la domenica nelle famiglie gemellate di La Palma. Qui hanno potuto approfondire la loro conoscenza sulle attività di artigianato locali prima di partecipare all'Eucaristia domenicale. L'entusiasmo sta già salendo. Buongiorno a tutti, sono Giortona. Ciao! Siamo a La Palma, vicino a Chitré. A quante ore da Panama City? 4-5. Quasi 5 ore. Con traffico. C'è un bel caldo suino. Stiamo bene. Vi ricordiamo tutti nel nostro pellegrinaggio. Avete qualcosa da dire? Ciao mamma! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Pregate per noi. Molto! A partire dal 1° febbraio a Rapallo e a Zoagli il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarà gestito da Aprica. I 66 lavoratori dell'ex Aimeri, oggi Energetica Ambiente, verranno tutti assunti, ma i sindacati intravedono nelle nuove condizioni contrattuali che verranno applicate a circa la metà dei lavoratori un grave peggioramento sia contributivo sia a livello di tutele. Per questo sono state annunciate azioni di lotta. Nuovo appalto per il servizio di nettezza urbana per Rapallo e Zoagli, coinvolti 66 lavoratori. Quale tipo di contratto verrà applicato? Abbiamo scoperto un incontro avvenuto il 14 di gennaio che l'azienda che è entrante, che si chiama Aprica e che è diretta espressione della A2A lombarda, e intende applicare il contratto delle cooperative sociali, almeno per una parte consistente dei lavoratori. Questo cosa implica tecnicamente? Tecnicamente implica innanzitutto una riduzione immediata del salario di almeno il 30%, ma soprattutto la perdita della garanzia del posto di lavoro. Un domani che ci sarà una nuova gara non avranno più il diritto del posto, chi arriverà potrà anche lasciarli a casa. Questo crea un precedente perché stanno tentando di infilare nel settore le cooperative sociali
E applicare il contratto delle cooperative sociali significa, soprattutto per le lavorazioni meno professionali, significa abbattere il costo del lavoro, fare dumping contrattuale, cioè vincere le gare con un ribasso sapendo poi di non rispettare il capitolato. Abbiamo già dichiarato lo stato di agitazione e se non verremo ascoltati dichiareremo lo sciopero. In una prospettiva di carattere nazionale noi intravediamo uno spacchettamento di quello che è il settore dell'igiene ambientale. Quando fino ad oggi noi siamo riusciti a mantenere tutto insieme, vengono separate le lavorazioni, dalla raccolta alle manutenzioni alla pulitoria. Noi chiediamo che i comuni e gli enti si facciano promotori verso le stazioni uniche appaltanti affinché nelle gare di appalto vengono inserite le clausole sociali ed in particolare l'applicazione dei contratti di riferimento dei settori diciamo dell'appalto stesso. Perché valutate come estremamente grave quanto accaduto a Rapallo? Innanzitutto perché è discriminatorio applicare un contratto differente allo stesso settore e allo stesso settore merceologico e nella fattispecie a quella parte di lavorazioni che da sempre sono state riconosciute come un po' svantaggiate, ovvero lo spazzamento stradale. Riteniamo che sia grave innanzitutto perché vengono a mancare proprio a livello normativo e contributivo delle indennità e degli istituti previdenziali che non verranno pagati ai lavoratori. Quindi riteniamo che sia veramente diciamo anche umiliante. Nuova fase di controlli a Sestri Levante contro lo scorretto conferimento dei rifiuti. Da domani saranno intensificate le verifiche. In campo 2 ispettori ambientali del comune e un ispettore di Docs Lanterna. Saranno analizzati i sacchetti conferiti dalle utenze condominiali per passare poi ai mercati settimanali e alle utenze non domestiche. Verranno inoltre attivate le nuove telecamere ambientali installate con l'obiettivo di rilevare le infrazioni. Entreranno all'opera anche le nuove fototrappole che avranno il compito di registrare situazioni critiche temporanee. Infine saranno avviate una campagna di comunicazione per ricordare le regole a cui è importante attenersi per non incorrere nelle sanzioni e vari incontri con alcune categorie cittadine con lo stesso scopo. Ricordare le leggi razziali del 1938 e lo sterminio degli ebrei è fondamentale, vista la preoccupante analogia con le attuali iniziative di propaganda politica. A sostenerlo il noto giornalista Gad Lerner, presente ieri a Chiavari all'iniziativa Il Tigullio non dimentica, intervistato da Roberto Pettinaroli. Il servizio. Se fossi andato a scuola nel 1938 e il mio compagno di banco, il mio insegnante, fossero scomparsi da un momento all'altro, che cosa avrei fatto? Una domanda che Gad Lerner, affrontando il tema delle leggi razziali in vista della giornata della memoria, ha rivolto ai presenti in auditorium a Chiavari, pensando soprattutto ai giovani di oggi, ai quali, ha spiegato, va raccontato il cammino che portò allo sterminio degli ebrei, visto che pur non trovandoci nella stessa situazione di 80 anni fa, l'attuale propaganda ha preoccupanti analogie. Con gli argomenti dello scherno, della degradazione dell'altro, dell'idea che gli italiani si difendono isolandosi e preservando, come dire, la fetta di torta solo per sé. Non è questo il modo di affrontare il futuro. Dal palco dell'auditorium chiavarese, Gad Lerner ha invitato tutti a trovare la forza di non accettare l'ingiustizia, anche quando si presenta con il volto della legge. All'epoca, ha sottolineato il giornalista, gli ebrei censiti erano appena 40.000 e dunque bisognava alimentare una massiccia campagna di odio nei loro confronti. Oggi invece è più facile alimentare ostilità nei confronti degli immigrati, una situazione sulla quale occorre vigilare affinché quanto accaduto 80 anni fa non rimanga semplice memoria storica. I barconi non sono certo la causa delle difficoltà che vivono gli italiani, sono in qualche modo un simbolo, no? Di come si possa ricostruire, come dire, un velo di indifferenza. Allontaniamo il problema, se ne occuperanno i libici, non è colpa nostra se da quella parte del mare vengono perseguitati, chiusi in campi di concentramento. Non ci riguarda e noi pensiamo ad altro. Io credo che però questa sia una visione molto miope.
Io mi chiamavo è il titolo dello spettacolo teatrale che la compagnia del Liceo Marconi del Pino di Chiavari porterà in scena questa sera al Teatro Sociale di Camogli con inizio alle 21. L'obiettivo è quello di far riflettere sul tema dei diritti fondamentali dell'uomo sempre più frequentemente violati. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Verità per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica. All'inizio del tempo ordinario la liturgia domenicale ha invitato a meditare il Vangelo delle nozze di Cana. Ha iniziato così un tempo significativo proprio nella sua ordinarietà. La riflessione è stata condotta dal parroco della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, Don Stefano Curotto, nella Santa Messa di domenica scorsa che è stata trasmessa in diretta su Telepace. Per me è un tempo prezioso, nel senso che dopo aver celebrato solennemente gli avvenimenti della vita, della nostra fede, il tempo ordinario per me è un po' il dire li mettiamo in pratica, li viviamo, danno il gusto alla nostra vita. Ecco. Come facciamo noi a trasformare l'acqua in vino? Ma diciamo che noi collaboriamo, chi la trasforma è Gesù, quindi noi collaboriamo come hanno fatto i servi nel Vangelo, hanno fatto ciò che lui gli ha detto, quindi si sono fidati, ecco. E quindi sta a noi, come dire, fare la nostra parte, che in questo caso era per i servi portare l'acqua, in altri casi è dare quei pani e quei pesci che a volte chiede per moltiplicarli, quindi metterci, cioè, come dire, condividere quello che siamo. Signor Giuseppe, sono tantissimi anni che lei fa parte del Consiglio degli Affari Economici. Sono 36 anni e sono venuto che c'era Don Daneri per 3 anni con lui, poi è mancato poverino, poi Don Amandolesi, poi 18 anni è mancato anche a lui, poi con Don Lelio, anche lui 14 anni, e adesso sono con Curotto da 3 anni circa, 2 o 3 anni, ecco. Ha visto tante cose qua. Ha visto parecchie cose, sì. Bene, allora cosa auguriamo alle nuove leve che sono nei vari consigli? Che continuino sempre così, anzi, con entusiasmo che ci ho avuto io fino adesso. Il suo impegno per la mensa qual è? Allora, il mio impegno per la mensa è innanzitutto il martedì pomeriggio che svolgo il mio volontariato e poi mi occupo sia del magazzino che gestire un po' i volontari nei vari turni, però quella poi principalmente è quella di stare a contatto con i nostri ospiti, che sono per la maggior parte senza fissa dimora. Abbiamo tutte le sere 32 persone, per noi sono ospiti, infatti la mensa è denominata il cenacolo, proprio per dare quel senso di famiglia, no? Di accoglienza, ed è un'esperienza veramente molto forte, perché poi da queste persone effettivamente c'è da imparare tanto. Ora parliamo del meteo perché su gran parte del nord Italia è in arrivo la neve, anche a quote basse e in pianura. Nella tarda mattinata di oggi è stata diffusa l'allerta meteo di colore giallo dalle 6 di domani mattina fino alla mezzanotte su tutti i settori della nostra regione, eccezion fatta per il nostro, dunque per il comprensorio che va da Portofino a Sarzana. Ricordiamo inoltre che l'allerta gialla è però valida per la Val d'Aveto, dunque per il nostro entroterra. L'ARPAL della nostra regione ha inviato questo messaggio con tutti i dettagli delle previsioni meteo per le prossime ore, che specifica questo: l'azione combinata delle basse temperature e dell'umidità darà luogo a partire dalla prima mattinata di domani, mercoledì 23 gennaio, a precipitazioni diffuse a carattere nevoso, soprattutto nell'entroterra di centro-ponente. Resta esclusa solo la parte più orientale della regione, dunque la nostra, che al momento sembra poter essere interessata al più da qualche spolverata al di sopra dei 300 metri. Ma per sapere tutti i dettagli delle previsioni meteo abbiamo sentito il previsore di Limete, Daniele Laiosa. È in arrivo la prima vera giornata d'inverno, con possibili nevicate non soltanto in Appennino. I previsori di Limete ridimensionano però la situazione per quanto riguarda la Liguria. Se mercoledì la neve cadrà sino a lambire la costa tra Genova e Savona, sul Levante i fenomeni non dovrebbero essere intensi.
vero che qualche virga nevosa, quindi qualche precipitazione dal mare potrebbe raggiungere la costa, ma si tratterà al massimo di fiocchi coreografici o pioggia mista neve. Non sarà in grado di dare accumuli, diciamo, da Portofino verso est, ma probabilmente anche il Golfo Paradiso rientrerà in questa situazione. In Val d'Aveto, dove questa mattina le temperature erano ovunque sotto zero, con una punta di -9 gradi sulla vetta del Monte Bue, le precipitazioni consolideranno il manto nevoso. Gli accumuli non dovrebbero superare, secondo la IOSA, i 5-10 centimetri, ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe migliorare. Potrebbe esserci anche un secondo episodio domenica, con nevicate nell'entroterra anche quote discrete. Forse su quell'evento lì c'è maggiore possibilità di accumulo per gli impianti, per le vette della Val d'Aveto in generale, per il Levante, ma occorrono conferme in tal senso. Attenzione a chi si mette in viaggio, soprattutto verso il Piemonte e il nord-ovest italiano. Sulla Liguria la situazione è prevista in miglioramento già dalla serata di domani. La gran parte delle precipitazioni dovrebbe cessare in costa e allontanarsi in mare aperto. Giovedì una giornata comunque fredda con nuvolosità residua a levante, e attenzione soprattutto giovedì al vento forte, perché raggiungeremo valori di burrasca, provenienza nord, quindi comunque non ci sono problemi dal punto di vista meteomarino, ma il vento soprattutto nei valichi appenninici sul settore centrale potrebbe superare anche i 70-80 km/h sotto raffica. Una informazione di servizio: a Rapallo il medico di medicina generale Nicolò Ingrassia cesserà la propria attività il 25 di febbraio. Pertanto le persone da lui assistite dovranno presentarsi entro quella data agli uffici dell'anagrafe sanitaria del distretto sociosanitario numero 14 di Rapallo, che si trovano nell'ospedale di San Pietro di Novella. Per la scelta del nuovo medico di base occorre portare con sé il libretto sanitario. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per altre notizie. Avvenire titola: al mondo diseguale servono giuste tasse, l'1% della popolazione ha la metà della ricchezza mondiale, le disparità sono addirittura in aumento, denuncia nel rapporto annuale di Oxfam. In Italia il 72% del patrimonio è detenuto dal 20% ricco. E poi Italia all'attacco di Francia e Fondo Monetario Internazionale, Di Maio accusa Parigi sul franco usato nelle ex colonie, scontro con Macron sull'Africa sfruttata, convocata la nostra ambasciatrice a Parigi e viene detto sono parole ostili, e intanto c'è una replica al fondo che critica Roma da parte del vice premier Salvini. Scontri e proclami, Iran-Israele, inquietanti lampi di guerra. E poi migranti ricacciati nell'inferno, vediamo appunto nelle pagine interne di Avvenire. Tornano i respingimenti in mare, la Libia riporta a terra altre 250 persone dopo le 393 intercettate nel fine settimana. Open Arms, non chiamateli soccorsi, nessuna soluzione per i migranti della Sea-Watch salvati sabato. Il segnale al governo, le Caritas di Lombardia, ospitalità a spese nostre. E l'intervista al direttore della Fondazione Migrantes, in ascolto dell'accoglienza per liberarci dalle paure. Siamo sul secolo XIX, la Francia accusa Di Maio, inaccettabili le accuse di colonialismo in Africa, e poi ancora la notizia luttuosa del mondo del lavoro, schiacciato da una lamiera, muore in fabbrica a 42 anni, all'Ansaldo di Genova l'operaio vedovo da poco lascia 2 bimbi. Tragedia familiare a Taggia, uccide la sorella nel sonno a colpi d'accetta. Ma poi veniamo a Portofino, dove c'è la classe su Skype. Sogniamo di riaprire la scuola e inaugurate le lezioni a distanza con PC, cuffia e microfono. E andiamo proprio sulla strada tra Santa Margherita e Portofino. La stagione 2019 sarà strepitosa, prove di ottimismo, cantiere della strada, cerimonia di consegna all'atti di imprese. Qui si lavorerà 9 ore al giorno, se serve anche la domenica. Toti, tutto il mondo ci guarda, su questa materia passano molti milioni di PIL. Per la 227 muri in pietra e rinforzo in calcestruzzo. Sempre all'interno del secolo, nelle pagine del Levante, a Sestri Levante, siamo a Pietracalante, appunto a Sestri, divieto della sovrintendenza che finora non ha accolto le proposte del comune, Rudere non si può demolire, l'edificio ingombra la viabilità, c'è stato un altro incidente, nuova protesta di Villa dei Marchesi, l'assessore Battilana, adesso torneremo alla carica, spunta l'ipotesi del Tix Road nel piano B.
Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Andiamo a Rapallo perché è riaperto il cantiere per il rifacimento della copertura del torrente San Francesco, che era stato bloccato proprio a causa della mareggiata del 29 e 30 ottobre. I lavori sono ripartiti con una serie di interventi per ripristinare le condizioni nell'area di cantiere. Si attende però, per entrare nel vivo, per riprendere proprio le operazioni di costruzione della soletta con la posa delle travi, la rimozione del Chocolate, l'imbarcazione che si trova ancora spiaggiata proprio alla foce del torrente San Francesco. Servono infatti mezzi particolari per poterlo rimuovere e toglierlo appunto da quell'area che impedisce la prosecuzione dei lavori. Continuano intanto anche altri interventi sul lungomare. Tra domani e venerdì è prevista la rimozione dei materiali spiaggiati presenti sulla spiaggia del Lido, quindi un lento ritorno alla normalità per Rapallo. È tutta della linea. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che la nostra informazione ritorna sul sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.